Buonasera e bentornati all'appuntamento settimanale con Secondo Noi. Questa settimana ci occupiamo di un tema giovanile. Abbiamo parlato in precedenti puntate delle questioni legate all'inserimento lavorativo dei giovani, al recupero di chi non studia, non lavora con l'attiva giovani. Questa sera parleremo invece di una legge in itinere, di un progetto di legge che ha presentato il consigliere regionale del Partito Democratico Vittorino Boem. Buonasera consigliere. Buonasera. E riguarda appunto le consulte comunali giovanili. Parliamo quindi di formazione civica, dello sviluppo del senso civico. Sì. Allora, esistono già, sappiamo già e abbiamo già sentito parlare di esperienze sul territorio in qualche comune, da cui forse serviva a fare un po' di chiarezza e uniformità. Sì, ma intanto una premessa. Sicuramente i temi che sono già stati trattati, che riguardano il lavoro, l'occupazione, la formazione, hanno centralità rispetto ai giovani. Sicuro. Non dobbiamo però dimenticare che il giovane comunque è inserito in una comunità. Normalmente noi ci lamentiamo, i giovani non si interessano di niente, non hanno un senso di appartenenza, un senso civico. Questa norma, che è appena stata approvata, quindi adesso è anche proprio in vigore, quindi può essere anche utilizzata dai comuni che lo riterranno, questa norma favorisce la partecipazione dei giovani alla vita civica delle proprie comunità. Ecco, in che modo? In che modo? Allora, intanto prima di dire se posso in che modo, come certo, giustamente prego. Dicevi tu prima, esiste già qualcosa. Nei nostri comuni, in giro nei nostri comuni, in alcuni dei nostri comuni, i giovani si sono auto-organizzati, alcune volte stimolati dall'amministrazione, qualche volta anche in maniera autonoma, e hanno costituito delle forme di aggregazione, delle consulte, però come dicevi giustamente sono un po' diverse l'una dall'altra. Alcune sono emanazioni dell'amministrazione, altre sono emanazioni di gruppi giovanili. L'intento di questa norma è di dare un minimo di quadro di omogeneità all'interno della regione, questo anche per fare in modo che queste consulte poi possano trovare una rappresentanza a livello regionale, cioè possono incidere anche nelle politiche regionali. Ok, andiamo per passi perché gliel'avrei chiesto dopo, esiste Benissimo. anche una consulta regionale. Sì. Allora, di commissioni a livello comunale sappiamo che esistono, sono delle commissioni istituite per legge e si occupano dei vari temi e delle varie tematiche del quale si occupa dopo necessariamente il comune. Perché fare anche una consulta? Perché fare anche una consulta dei giovani? Cioè, non è un appesantimento ulteriore? No, allora intanto viene fatta nei comuni che ritengono di farla. Quindi cioè, non è obbligatoria? Non è obbligatoria, ogni singolo comune che ritiene di realizzarla la può realizzare. La differenza è la commissione è in funzione dell'amministrazione comunale. L'amministrazione comunale chiede a qualcuno dimmi che cosa pensi di sta cosa qua. La consulta invece ha propria autonomia, sono i giovani che si auto-organizzano e che ritengono per esempio di proporre alcune iniziative, alcune riflessioni, alcune valutazioni alla propria amministrazione comunale. Le consulte giovani diventano attive anche nei confronti dei giovani, cioè pensano di poter operare favorendo alcune iniziative che riguardino i giovani, quindi hanno un'autonomia rispetto all'amministrazione comunale, quindi direttamente attivi, in qualche maniera passivi perché danno una risposta a una domanda che proviene dall'esterno, cioè dal comune. Quindi in sostanza il Consiglio Comunale si troverà ad avere un organo che vive direttamente delle tematiche sulle quali dovrà... Più che il Consiglio Comunale, il Comune, quindi la cittadinanza, il suo insieme, il Consiglio Comunale deciderà se costituirlo, se lo costituirà approverà uno statuto tipo, che poi potrà essere anche modificato dall'organismo, indirà delle elezioni, nel senso che tutti i ragazzi collocati in questa fascia di età che va dai 14 ai 35 anni può partecipare alla votazione e eleggerà un proprio consiglio direttivo che svolgerà le proprie funzioni. Andiamo un po' più nel concreto prima di parlare di funzionamenti. Che Sì. cosa avete immaginato, quali argomenti avete immaginato
la possono essere consulta trattati. Allora, possa tutti trattare. i temi che hanno a che fare con il mondo dei giovani, ma anche alcuni temi che hanno a che fare con la prospettiva dei giovani. Per esempio, nel settore della casa noi abbiamo previsto, nella legge che si occupa della casa, un tavolo specifico che è il tavolo casa. Benissimo, questa norma qui prevede che i giovani partecipino a quel tavolo lì, perché è giusto che ci siano i comuni, che ci siano gli adulti che ragionano, ma è anche corretto che i giovani che si stanno avviando, speriamo, verso un'autonomia, possano rappresentare la propria idea rispetto a questo. Altro settore, il settore sociale. Nel settore sociale esistono dei luoghi di partecipazione, delle associazioni, delle cooperative e quant'altro. È giusto che anche i giovani possano avere un luogo dove esprimere la loro opinione e indirizzare i servizi che riguardano i giovani. Pensiamo a tutto il tema dell'aggregazione giovanile, pensiamo a tutto il tema anche del supporto ai giovani in difficoltà, assistenza domiciliare minori. Quindi abbiamo previsto che i giovani possano partecipare anche ad organismi già esistenti rappresentando il loro pensiero e la loro visione. Mi ha parlato di una fascia d'età dai 14 ai 35, in che modo un ragazzo di 14 anni può dare un contributo alla società? Ma se ci ricordiamo le esperienze per esempio del Consiglio Comunale dei ragazzi, addirittura è un meccanismo diverso, certo. Però erano le età che precedevano, cioè avevano addirittura meno anni di 14. Dai 14 anni il ragazzo comincia a diventare giovane, quindi è anche corretto che trovi un luogo in cui gli viene chiesta responsabilità. Sotto i 14 anni sostanzialmente una persona, un ragazzo, un bambino, dipende dai genitori. Sono più bambini che ragazzi. Dai 14 anni in su Forse. comincia ad avere una propria autonomia ed è giusto che la rappresenti. Allora, accennavamo prima alla consulta regionale, dove ci sono dei meccanismi differenti. Allora, innanzitutto, diciamo in due parole come è formata e a che cosa serve, e poi se esiste un intreccio con le consulte comunali. Ecco, allora, esiste ed è stata attivata da questa norma ormai diversi anni fa, mi pare nel 2012. Onestamente non era mai stata attivata fino al 2016, credo che la prima attivazione sia del 2016, è una consulta che è formata prevalentemente da giovani che provengono dalle consulte provinciali degli studenti, quindi il mondo della scuola evidenzia alcuni rappresentanti propri che vanno là. Poi ci sono i rappresentanti delle categorie, dei sindacati, dei gruppi politici e hanno il compito di accompagnare la Regione nelle politiche sui giovani. Questa norma dice anche... Hanno una fase consultiva, cioè si esprimono sulle leggi... la pianificazione regionale in materia di giovani. La Regione presenta un progetto e chiede ai giovani, per banalizzare, chiede ai giovani di osservare, di guardare, di leggere questa legge. Sì, allora c'è questa norma che è la 5, credo del 2012, spero di non sbagliarmi nel numero, che ha una serie di strumenti che vengono messi in campo. La consulta, si chiama consulta proprio perché viene consultata e dà un parere, accompagna l'individuazione degli strumenti di azione di quella norma lì. Chiaro. Da adesso in poi ci sono anche i rappresentanti delle consulte comunali dei giovani. Ecco, esiste un contatto fra consulta regionale e consulta comunale? Adesso questa norma qui prevede che vengano eletti fra le varie consulte che si attiveranno 4 rappresentanti che andranno nella consulta regionale. Dicevamo in apertura che ci sono già delle consulte attive, ce n'è diverse e la cosa bella di questa norma, che è vero che ho presentato io, che poi insomma ho accompagnato nell'approvazione, però è stata scritta proprio materialmente da questi ragazzi, dalle consulte attualmente esistenti. Questo secondo me è un bel esercizio di capacità civica, di partecipazione civica. La norma che abbiamo approvato, insomma, chiaramente poi col supporto della direzione regionale competente, ma era stata scritta dai ragazzi delle consulte esistenti. Questo secondo me è un segnale importante. Se ti arriva dal territorio, ti arriva dai ragazzi l'esigenza di non avere una norma che li aiuti a regolarsi tra di loro, secondo me è un bel segnale di partecipazione civica. Lei pensa che può essere anche una fucina per eventualmente nuovi amministratori? Io me lo auguro. Sicuramente l'obiettivo è anche quello di far sì che ci si appassioni alla cosa pubblica, in maniera da poter avere in futuro dei nuovi amministratori comunali. E cambiare magari anche il clima.
cambiare anche il clima, a prescindere dall'appartenenza ai partiti, perché la norma prevede lo stacco da ciò che è l'appartenenza politica pura a un partito specifico. Poi ognuno nella propria vita sceglierà quello che ritiene, quello che vuole, ed è importante che poi sappia scegliere, però l'idea di potersi formare per diventare un domani amministratori è una cosa significativa. Bene, quindi un intervento, quello di questa legge, che aiuta da una parte la formazione civica dei ragazzi e anche gli enti pubblici, i comuni, per le consulte comunali, la regione per la consulta regionale, a centrare meglio gli obiettivi. Si dice sempre che non c'è dialogo fra le generazioni. È vero che anche i giovani possono essere amministratori comunali, ovviamente. Il tema generazionale c'è un tema generazionale, attuale, certo. Si sente, si dice, eccetera. Questo è uno strumento, non è che di per sé risolve i problemi, perché poi i problemi li risolvono le persone, però è uno strumento che permette alle amministrazioni, come dire, di entrare un po' più in profondità in quelli che sono i temi veri, quelli più sentiti dai giovani. Ed è uno strumento, lo ricordiamo, lo abbiamo fatto in apertura, visto che siamo in conclusione, lo ricordiamo di nuovo, è uno strumento che si affianca le chiedo a lei di fare la carrellata di quelli che sono i principali interventi della Regione a favore dei giovani. Sì, allora, i principali interventi hanno a che fare giustamente con il mondo del lavoro, con il mondo della formazione, con come si dice, con l'esigenza di dare strumenti anche per rimettere in moto condizioni che magari portano i giovani un po' ad essere, condizioni personali, di staticità, ad essere un po' passivi. Tutti quegli strumenti lì, tra l'altro, sono collocati nella stessa norma, no? Allora c'è il People Attiva Giovani e Attiva Giovani, sì, esatto, che è di l'ultimo intervento. Bene. Anche questa puntata dedicata ai giovani, al mondo giovanile, è terminata. Ringrazio il consigliere regionale del Partito Democratico Vittorino Boem. Grazie a voi. Ringrazio tutti voi a casa per l'attenzione. Nell'augurarvi una buona serata, vi do appuntamento la prossima settimana, stesso canale, stessa ora. Buonasera.